dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scada la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che in corno sai tu lo imparerai solo che fa le mie braccia. E se la sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa a estate e inverno, a stracanare e a stramale dirle non è il tempo del governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porterà sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la infocherai più di una notte, ti alzerai di sfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai ne lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire miccio belle bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre umana. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai ai 10.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo.